Il PD sarà alle fila per l'ultimo appello al voto per Felice Casson. È un PD che si sta rinnovando, è un PD che ha scommesso sul cambiamento, anche la scelta di Casson va in quella direzione. Credo che noi abbiamo le carte in regola per governare questa città e per rispondere anche a questa domanda che i cittadini ci rivolgono, cioè di rinnovarci. Non so se dalle altre parti questo è avvenuto, perché dietro le facce nuove vedo molta propensione a riciclarsi. In questa lunga campagna elettorale che è cominciata per noi alle primarie ancora in gennaio ed è arrivata ad oggi, abbiamo avuto modo di girare in lungo e in largo tutta la città e da ogni parte, da Burano a Porto Marghera, arriva questa domanda di cambiamento radicale e credo appunto che con Casson si possa ottenere questo risultato. A sventolare la bandiera del cambiamento anche alcuni storici amministratori del partito, come l'ex presidente della provincia Davide Zoggia, la deputata Delia Murer e gli ex assessori comunali Miraglia, Fincato, Simeonato, Maggioni e Ferrazzi. Il tema è molto semplice, è un centro-sinistra contro un centro-destra. Noi siamo convinti che le ragioni del centro-sinistra, anche dei valori che abbiamo sempre trasformato in azioni concrete, a difesa dei più deboli e a valorizzazione dello sviluppo economico, possono vincere ancora. I cittadini si devono convincere ad andare a votare, invita Casson, perché si tratta di un momento molto importante per Venezia, che finalmente può uscire dall'epoca degli scandali e della poca trasparenza. Bisogna fare ripartire questa città con un progetto nuovo per il futuro. Quindi ognuno deve riappropriarsi del proprio ruolo, riappropriarsi del futuro della propria città. Per fare questo bisogna scegliere una Venezia come vogliamo fare noi. Quindi deve tornare a votare, deve convincere coloro che al primo turno non hanno votato a venire a esprimere la propria preferenza per noi.